Una cerimonia intensa, partecipata, che i 1200 fedeli riuniti a San Marco e tutti coloro che hanno seguito la messa da casa su Telechiara non dimenticheranno. Anche il cardinale Scola, arcivescovo di Milano, che per la prima volta si è commosso in pubblico fino alle lacrime, non dimenticherà le parole pronunciate dal cardinale emerito Marco Cè nel salutarlo. Le lettere dei bambini che nei giorni scorsi, prima della partenza, l'hanno raggiunto a centinaia, le volte di questa basilica millenaria, dove per 10 anni si è raccolto in preghiera. Ha lasciato Venezia ringraziandola nella sua omelia per l'affetto ricevuto. Il vostro abbraccio, ha detto, è per me di grande aiuto. E poi vi invito a camminare decisi e a pensare che ogni prova, anche il distacco, è un di più per il nostro bene. Il saluto è stato un gesto corale di affetto da parte della gente e direi anche con delle sorprese, perché i veneziani sanno sorprendere con la loro vivacità. E io per esempio ho sentito dire personalmente da una persona che ci teneva a salutare il cardinale Scola, anche se magari in precedenza non l'aveva più di tanto seguito, non si era sempre sentito in linea con i suoi insegnamenti, però gli riconosceva il merito di essere stata una personalità di riferimento per la città e il suo territorio. Questo comunque è un momento di passaggio, di attesa. Come lo sta vivendo la comunità cristiana? A me pare che lo stiano vivendo con serenità e io penso che questo sia il modo migliore anche per raccogliere la testimonianza conclusiva, per così dire, che ci ha lasciato nel suo ministero il cardinale Scola, perché il modo con cui lui ha obbedito alla richiesta del Papa, il modo con cui anche ci ha esortato alla preghiera, è stato per noi esemplare e noi stessi in fondo viviamo in questa traiettoria, cioè attendiamo con fiducia quello che sarà nelle disposizioni del Papa e lo attendiamo nella preghiera. Quindi penso che anche questa esperienza ci farà crescere come comunità ecclesiale. L'eredità lasciata dal cardinale Scola a questa città comunque è anche di natura culturale. Venezia l'ha cambiata, ha detto il sindaco Orsoni salutando il patriarca pochi giorni fa al Teatro La Fenice, ma anche lei ha cambiato Venezia. Come non pensare ad esempio alla Fondazione Oasis o allo Studium Generale Marcianum. Qui, al polo pedagogico accademico accanto alla salute, come si vive questo momento? È uno spirito di grande ringraziamento a questa grande opera culturale che Scola ha voluto a Venezia. E mi sembra anche che stiamo vivendo un momento molto particolare, cioè quando un'istituzione che viene fondata dal carisma appunto di un fondatore poi deve passare a diventare istituzione, come diceva Scola spesso negli ultimi mesi, istituzione costituita. Ecco, siamo in questa fase di trapasso dal carisma del fondatore all'istituzione costituita. Poi i frutti dell'attività di Scola sono assolutamente evidenti. Nel 2004, quando il Marcianum è partito, gravitavano attorno a questa realtà, credo, 100 persone, non di più, poco più forse. Quando se n'è andato le persone erano oltre le 1100. Oltre le 1100 articolate e partecipanti a 3 livelli del Marcianum, quello pedagogico delle scuole, quello accademico relativo all'attività universitaria, quello del postgrado e della ricerca relativo a tutto ciò che si fa dopo l'università. Quindi al Cardinale Scola siamo debitori sicuramente di un'istituzione culturale che è in grado di prendersi cura delle generazioni a partire dalla prima infanzia fino direi alla fine della vita. Direi 2 cose ancora a proposito di questa istituzione e di questa cosa che Scola ha voluto per noi. Primo, che ci ha insegnato in questi anni quanto sia importante che la fede diventi proposta culturale per avere cittadinanza nel nostro mondo moderno. E la seconda cosa, che l'unico modo per farlo è autoesporsi nello spazio pubblico. Lui ama dire questa parola, autoesporsi, ma in fin dei conti per i cristiani è il dono e il dovere della testimonianza. Intanto ci si prepara all'arrivo del nuovo patriarca, cercando di seguire le linee guida che il cardinale Scola ha tracciato chiaramente. Credo che il modo migliore di prepararci all'arrivo del nuovo patriarca sia quello di continuare sulle strade che il patriarca Scola ci ha indicato finora. Sono stati 10 anni molto intensi, sono stati aperti tanti fronti anche innovativi
e si tratta di continuare su questo. In modo particolare il Patriarcato di Venezia ha avuto la gioia di poter avere la visita di Papa Benedetto XVI, quindi i suoi discorsi diventano per noi un po' la Magna Carta del cammino futuro. Questi discorsi del Papa avevano proprio questo intento di aprire i sentieri del futuro e per il nord-est e anche in modo particolare per la nostra diocesi di Venezia. In secondo luogo bisogna ricordare che il Patriarca, prima di lasciare Venezia, ha celebrato la festa del Santissimo Redentore e ha pronunciato un discorso molto importante che fa sintesi del cammino compiuto finora e apre anche le prospettive del futuro. Quindi noi ci prepareremo all'arrivo del nuovo Patriarca lavorando su questi fronti. Quali sono? Sono fondamentalmente tre quelli indicati nel discorso che il Patriarca ha fatto al Redentore. Il primo, un recupero e una ricomprensione della centralità della figura di Cristo come nostro contemporaneo. La seconda, capire che cosa Cristo c'entra con la quotidianità, quindi le implicazioni alle implicazioni antropologiche, sociali e cosmologiche dei misteri cristiani, e in modo particolare nell'ultima parte della sua omelia, o meglio del suo discorso al Redentore, l'accentuazione delle implicazioni sociologiche del mistero cristiano e quindi il grande impegno che a livello sociale, politico in senso ampio spetta adesso alla Chiesa di Venezia. Proprio stasera, tra l'altro, si celebra nella Basilica di San Marco il mandato ai catechisti, che in questa occasione assume un nuovo significato. Il mandato ai catechisti e a tutti coloro che hanno una responsabilità di educare alla fede i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti, ha una tradizione antica a Venezia. È nata con il Cardinal Luciani nel 1976 in modo piuttosto informale, in modo ufficiale nel 1977. Quindi è da molti anni che siamo abituati a incontrarci l'ultima settimana di settembre per celebrare questo mandato che è sempre molto frequentato dai veneziani. Il significato di questo incontro è sottolineare, e non è mai detto abbastanza, che nessuno nella Chiesa si invia da sé, ma nella Chiesa siamo tutti dei mandati, siamo tutti inviati, così come Gesù è stato mandato dal Padre, è stato inviato dal Padre. E quindi prendere coscienza che nell'educazione della fede delle persone che ci vengono affidate noi non abbiamo nulla di personalissimo da dire, ma dobbiamo soltanto trasmettere a partire dalla nostra testimonianza quella che è la fede della Chiesa. In questo senso noi siamo dei portavoce del tutto speciali, se vogliamo, noi siamo dei segni efficaci della grazia. Questo è il grande significato del mandato. Il fatto che sia sempre molto frequentato dalle persone dice che se non tutti comprendono in modo chiarissimo questo concetto teologico che ho appena espresso, però tutti quanti intuiscono questa grande realtà, che la Chiesa non ha nulla da dire, come dire, di mondano, ma la Chiesa ha soltanto da dire le parole del Signore.